Una delle veggenti di Meggiugori racconta: durante un'apparizione la Vergine Santissima mi ha permesso di parlare con mia madre, che ora si trova in paradiso. Salve a tutti carissimi. Oggi voglio parlarvi di un fenomeno straordinario che è accaduto durante un'apparizione della Vergine Santissima di Meggiugori. Ce lo racconta la stessa veggente che è stata appunto, a cui sono state fatte delle domande sia circa le apparizioni della Vergine Santissima e circa questo dialogo che questa veggente avrebbe avuto con sua madre, che era defunta da poco, la quale sarebbe stata presentata, fatta venire dalla stessa Vergine Santissima durante appunto una delle sue apparizioni. Ecco che cosa racconta una di queste veggenti. Molti mi chiedono di descrivere la Madonna, com'è lei. Le mie parole sono troppo povere. È una cosa che bisogna sperimentarla per poterla capire. Qualsiasi parola io pronunci, qualsiasi cosa io dica, credetemi, non è degno della Madonna. La Madonna indossa sempre un vestito grigio e un velo bianco ed ha una corona di stelle sul capo, ha i capelli neri, gli occhi azzurri e vola con i piedi dentro ad una nuvola. Voi mi chiedete sempre di dire che età all'incirca potrebbe avere la Vergine. Beh, a me è sembrato che abbia tra i 19 e i 21 anni, non di più. Ma quella sensazione di essere vicino a lei, quella pace, quella tranquillità, potete raggiungerla anche voi, sapete. Ogni uomo può sperimentare questa pace nella preghiera. 2 mesi prima delle apparizioni, in quel lontano giugno 1981, mia madre era morta. Quando ho avvicinato la Madonna ed ero sicura che era proprio lei, le ho chiesto subito: Madonna mia, Madonna cara, dov'è la mia mamma? E la Madonna mi ha risposto: è con me. La gente che ci stava vicino ha capito subito che stava succedendo qualcosa a noi, che noi vedevamo qualcosa. Quando il giorno dopo, il 26 giugno, siamo tornati ancora sulla collina, ci hanno consigliato di portare con noi l'acqua benedetta e di spruzzarla contro la visione. Quando è venuta la Madonna, una delle veggenti ha spruzzato l'acqua benedetta addosso a lei dicendole: se sei da Dio, rimani con noi, se non lo sei, vattene da noi. Allora la Madonna ha sorriso dicendo: io sono la regina della pace. Il suo primo messaggio è stato il messaggio della pace, pace, conversione, digiuno e penitenza. Questi sono tuttora i messaggi principali di Meggiugori. La Madonna ci ha raccontato della sua vita, del futuro della Chiesa e del futuro del mondo. Io ho scritto tutte queste cose e saranno consegnate a chi e quando la Madonna me lo dirà. Il 7 maggio 1985 è stata l'ultima apparizione quotidiana per me. Quel giorno la Madonna mi ha affidato il 10° e ultimo segreto,
Durante quell'apparizione la Madonna si è fermata con me per ben un'ora. È stato poi tanto difficile per me non poterla vedere più tutti i giorni. Il 7 maggio del 1985 la Madonna mi ha detto: tu hai compiuto tutto ciò che mio figlio si aspettava da te, e mi disse che l'avrei rivista per tutta la mia vita una volta all'anno, nel giorno dell'anniversario, il 25 giugno. Mi ha poi concesso un enorme dono e io sono la testimone viva che la vita dell'aldilà esiste. Durante quell'apparizione Dio e la Madonna mi hanno permesso di vedere la mia mamma, e in quell'incontro mia mamma mi ha detto: figlia mia, sono orgogliosa di te. Io dico semplicemente: Dio ci ha mostrato il cammino, spetta a noi scegliere questa via per arrivare al paradiso, all'eternità. Dopo tutti questi anni, io chiedo ancora a Dio perché mi ha scelto, perché non mi sento diversa dagli altri. Dio mi ha concesso un grande, grande dono, ma anche altrettanto una grandissima responsabilità, sia davanti a Dio che davanti agli uomini. Sento che nella mia vita posso aiutare la Madonna trasmettendo e testimoniando questo messaggio. Forse per questo la Madonna mi ha affidato il compito di pregare per le famiglie. La Madonna ci invita a rispettare il sacramento del matrimonio, ci invita a vivere cristianamente nelle famiglie.